Ad Agrigento, nella Biblioteca Lucchesiana, festeggiati gli 80 anni del giornalista, editorialista e scrittore Matteo Collura. Matteo Collura, 4 volte 20 anni, con lo stesso entusiasmo dei 20 anni, anche a 80 anni. Sì, diciamo che sono stato fortunato. Io in questa circostanza dico quello che ognuno che arriva a quest'età dovrebbe dire, cioè che non è merito mio esserci arrivato, è la ruota della vita, la grande lotteria della vita che mi ha consentito di arrivare ottantenne a questo traguardo. Mio padre è morto che aveva 64 anni, quindi io sono più vecchio di lui di 16 anni e questo mi fa molta impressione. Un mio fratello è morto a 58 anni, una mia sorella a 59, quindi ripeto, non è merito mio. Ho vinto questa lotteria e devo dire che partecipare a questa lotteria che è la vita non mi ha affatto dispiaciuto. È un'occasione che ci viene data meravigliosa. Questo lo dicono anche quelli che nascono con difetti, che sono più sfortunati di una persona sana, insomma, ecco. La vita è l'unica occasione che abbiamo di esserci. Mi è stata data e devo dire che dovendo fare un bilancio, perché è inevitabile farlo, ecco, io non credo di averla sprecata, ecco, non credo di averla sprecata, credo di averla vissuta con entusiasmo, con speranza, con determinazione. Si dice che bisogna essere fortunati, però un detto popolare molto saggio dice anche che la fortuna aiuta gli audaci, insomma, la fortuna bisogna tirarla per i capelli, bisogna cercarla, bisogna saperla aspettare ma anche stanarla. Don Angelo Collura, direttore della Biblioteca Lucchesiana, un'occasione di festa per gli 80 anni di Matteo Collura. Ecco, a nome dei tanti amici e stimatori, ma in modo particolare della città di Agrigento, un gruppetto di persone ci siamo messi insieme per organizzare questa festa per Matteo Collura in occasione dell'80° compleanno. Matteo Collura, figlio di questa terra, che continua a dare lustro alla nostra realtà locale. Abbiamo voluto festeggiarlo proprio per riconoscere il lavoro che lui ha fatto in questi anni come giornalista e come scrittore. E la sede della Biblioteca Lucchesiana è stata scelta perché qui in Biblioteca Lucchesiana Matteo Collura ha svolto diverse lezioni magistrali a partire dal 2016, quando abbiamo celebrato l'anno lucchesiano per i 250 anni della fondazione, quindi ha parlato di libri, poi è venuto per parlare di Sciascia, a dicembre dello scorso anno è venuto per parlare di Alessandro Manzoni e nel prossimo autunno tornerà ancora per presentare Luigi Pirandello. È uno delle persone, degli studiosi che ha una conoscenza abbastanza ampia sull'opera e il personaggio di Pirandello e quindi abbiamo scelto questa sede perché da tutti è definita come il Tempio della Cultura, rappresenta il volto della cultura della città di Agrigento e della provincia. Enzo Sardo, coordinatore dell'iniziativa, una testimonianza di affetto, di vicinanza a Matteo Collura in occasione degli 80 anni. Nel mese di gennaio, assieme a Don Angelo Collura e a Diego Romeo, ci siamo incontrati per tentare di organizzare questo grande omaggio a un grande letterato della storia della letteratura italiana che è Matteo Collura, e quindi abbiamo pensato di fare 3 grandi manifestazioni, una di farla alla Biblioteca Lucchesiana dove ci sarà un festeggiamento di carattere generale e una mostra che riguarda tutta la vita di Matteo Collura, l'altra la faremo nel Palazzo Bellacera di Comitini dove c'è la mostra di Zolfo e quindi faremo la mostra di Matteo dentro la mostra dello Zolfo a memoria di quello che ha fatto Matteo Collura per quanto riguarda la realtà dello Zolfo. La terza la faremo l'8 agosto alla Fondazione Sciascia perché Matteo alla Fondazione ha donato molte carte che aveva, molte lettere, molti documenti che aveva avuto durante la vita in relazione con Sciascia. Ma il vero argomento oggi è la cultura festeggia il suo vescovo laico. Siamo qua tutti pittori, letterati, intellettuali, fotografi, i pittori tutti assieme nella complessità della cultura per celebrare
uno che della cultura ha fatto la sua vita e ha dato dignità alla città di Agrigento, alla Sicilia, all'Italia e diciamo che in gran parte dell'Europa, perché Matteo ha tenuto conferenze in tutti gli istituti di cultura nel mondo. Quindi uno che è predisposto per avere grandi riconoscimenti e noi stasera gli tributiamo grandi onori di natura affettiva e letteraria. Il professor Settimio Biondi rende omaggio a Matteo Collura in occasione degli 80 anni. Anche se l'aggettivo felice si usa in terza persona nello scrivere oppure in privato, perché sembrerebbe impudico pronunziarlo in un'occasione del genere, io sono felice di testimoniare la mia amicizia affettuosa con Matteo Collura che compie 80 anni, la mia stima, la mia ammirazione di lettore, il mio orgoglio di agrigentino lato senso inteso come agrigentinità che abbraccia la cultura della nostra provincia in questa importante occasione. È un momento culmine ma anche intimo di Agrigento capitale della cultura, ma questa volta non si tratta di una cultura ufficiale piovuta o riconosciuta dall'alto, ma della nostra cultura che si è creata qui sull'orma della grandezza di Pirandello, sull'orma degli scrittori che hanno preceduto Collura, tra cui il suo grande maestro Sciascia. E quindi testimonio questa stima, questo affetto, riconoscendolo anche da parte della città, che è stata restia probabilmente per timidezza oppure per un fenomeno di arroganza o per un fenomeno di invidia oppure per la statura etica di questo nostro amico e scrittore, è stata restia a riconoscerlo. Matteo Collura è un grande di cui ci parlerà nel passato. Diego Romeo, autore del film Matteo Collura a casa di Leonardo Sciascia, che sarà proiettato in tale occasione. Un omaggio quindi da parte di Diego Romeo a Matteo Collura in occasione degli 80 anni. Sì, in realtà questo film è stato realizzato ed è stato proiettato per la prima volta nel 2021 in occasione del centenario di Sciascia a Racalmuto. Adesso invece c'è questa occasione di riproiettarlo qui ad Agrigento e quindi di dare una ulteriore testimonianza alla figura non solo di Matteo Collura, ma attraverso lui a quella di Leonardo Sciascia, che è una figura oggi forse un tantino dimenticata. Difatti il documentario, più che una visita di Matteo Collura alla casa di Sciascia, è una rivisitazione del maestro di Regalpetra. I testi sono tratti dalla famosa biografia che ha scritto Matteo Collura su Leonardo Sciascia e poi io ho messo le immagini, abbiamo girato a Milano, a Roma, a Racalmuto, a Bonpensiere, nella biblioteca soprattutto di Milano dove ci sono i cimeli di Stendhal di cui Leonardo Sciascia era un appassionato cultore. E quindi con questo documentario rendiamo omaggio a due personaggi, a un amico, Matteo Collura, e allo scrittore Leonardo Sciascia.